Allora, cari amici, un cordiale buon pomeriggio. Anzitutto buon martedì pomeriggio in questa live per avere una mia consulenza. Ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle ore 15:30 alle ore 16:45 primi. È una live dove tutti potete intervenire gratuitamente, senza alcuna donazione, quindi nel modo più semplice e pulito, senza donazione. Non dovete donare niente, è un'oretta in mia compagnia dove io dedico a tutti voi ogni giorno, escluso la domenica. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio, stavo seguendo la diretta. Sì. E niente, diciamo che avevo chiamato circa un mese e mezzo fa. Sì. Pronto, mi sente? Sì, la sto ascoltando. Ah, sì, scusatemi. Prego. Praticamente avevo chiamato, diciamo, per sapere se incontrerò la persona giusta per me, nel senso, ho aspettato, diciamo, inizi maggio, però ancora niente, cioè non vorrei che fosse magari tra le mie conoscenze. No. Il consulto vale per quello che ti ho detto, non lo possiamo cambiare. Ah, ok, no, perché diciamo ho aspettato, però ancora niente. Non avere fretta, vedrai che arriverà la persona giusta. Vediamo. Non Sì, correre. quindi non si può ricontrollare. Il consulto vale quello che l'ho detto io, non lo possiamo modificare. Ah, ok. Mi dispiace. Va bene. Arrivederci. Ok, grazie. Prego. Salve. Grazie. Magari possiamo modificare il futuro, non si può modificare, ragazze. Abbiate fede, siate positive. La positività aiuta a stare bene con se stessi e con gli altri. La positività aiuta ad incontrare le giuste persone. Ma se si comincia a essere negativi, tutto comincia a girare male intorno alla persona. Quindi cerchiamo di essere più positivi possibili. Allora, un buon pomeriggio per tutti i casi sfortunati, per tutti gli ammalati in una prestissima guarigione, per tutti i detenuti che stanno con i domiciliari, coloro che possono seguirci, auguro una prestissima libertà. Salutiamo anche il mondo di YouTube che mi segue, buon pomeriggio a voi, e ci sono i primi saluti. Massimo che dice: lei mette serenità, mi piace ascoltarla. Grazie Massimo, un saluto forte a te e alla tua splendida famiglia. Allora, ma la mia live serve proprio anche a questo, per trasmettere positività e tranquillità a tutti. Se ne vedono in giro di cartomanti, cartari, come li chiamo io, se ne vedono in giro. Ma andate un pochettino a guardare la differenza, fatelo questo controllo. Ogni apertura di carte ci sta dietro un 43-44 anni di attività. Ma non lo dico io, perché io con la bocca potrei dire chissà quante stronzate, ma andate a controllare su YouTube al mio canale che si chiama Il Santone di Avella. YouTube, il mio canale Il Santone di Avella. E lì vedete il mio cammino da 40 anni a oggi. Addirittura potete vedere dei miei video
di quando avevo 20 anni. Poi sono un personaggio pubblico. Ho fatto Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Sky, ma che volete di più? Allora, visto che noi abbiamo disattivato i commenti per poter fare una live professionale, non di qua, vi dico il numero da chiamare per la diretta live telefonicamente: 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72 per parlare con me in questa live. Fate tap, questo è l'unico modo per ringraziarmi, per far sì di portare almeno ogni giorno a 10.000 cuoricini, e mettete il seguo se vi fa piacere. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Buonasera, prego. E niente, io vi chiamai circa un mese fa per sapere del mio ex, se lui ritornava oppure no. Sì. Poi praticamente lui si è fatto risentire 2 settimane fa e poi l'ho visto in macchina con un'altra ragazza. Sì. E quindi le cose che mi avete detto si sono avverate, questo vi volevo dire. Sì, perché voi mi diceste che lui comunque si sentiva con altre ragazze, con un'altra ragazza, e poi al finale l'ho visto con questa ragazza in macchina. E niente, volevo sapere da voi se voi vedete che questa persona, perché comunque lui mi continua a chiamare, mi continua comunque a venire sotto casa, cioè comunque al finale mi impazzisce, è come se fosse un tormentato. Quindi? Come per esempio l'altro ieri sera mi ha chiamato: dove stai, dove non stai, fa il geloso, vieni sotto casa mia, sotto il balcone, cioè ci sono una serie di tormenti. Vediamo come stanno le cose. Sì. Dammi la tua età, il tuo segno. Allora, io ho 34 anni Ariete. E lui? Lui 39 Acquario. Perfetto. Allora, pensi intensamente a questa persona. Sì. E da questo momento in poi fermami quando vuoi tu. Vi potete fermare. Ok. Allora, ascolta. Sì. Ti pare una cosa normale per una questione di rispetto verso una donna? Per te ti sembra normale che un ragazzo ti sta dietro o esce pazze per te e poi si fa vedere insieme in macchina con un'altra donna? No, non è normale, e perciò vi ho chiamato. Allora, questa persona è una persona che ama volare da un fiore all'altro, non ama attaccarsi a nessuno, non ama legarsi a nessuno. Quindi cosa succede? Che gli stai bene te, gli sta bene l'altra, ci tiene per te perché gli dai quello che lui chiede. Sì. E quindi anche a me piacesse una cosa che questa, no? Di che so scemo. Allora, dici tu, allora che amma fa? Allora, il discorso è questo. Ti ha mai portato a mangiare una pizza fuori? Sì, no, ma noi siamo stati anche bene in passato. No, io parlo da quando vi siete allontanati. No, da quando siamo allontanati no. E allora, sta persona ti deve dare una spiegazione logica cosa vuole da te. Che boate? Perché poi lui dice: io mi sento legato da te, però non riesco ad andare con le altre donne. Perché non stai con me? Infatti io l'ho detto. Allora, non lo so. vuoi stare grazie di Dio? Manna a chi lo pensa a sta persona. Non ti complicare la vita, ma la vita è così bella. La vita è così bella, così. Perché te la vai a ingarbugliare? Perché te la vai a...
Capisci cosa intendo io? Perché se una persona ci tiene a te, fa il possibile di non perderti, di starti vicino. Non è che dici è scapazzo per te e poi c'è un'altra. Ci viene a mente di portare lì e ti viene, ti convince e facite quello che dovete fare. E poi stiamo punti a capo. Scusa un attimo, non ho capito. Cioè, E maestro, voi vedete che lui mi ritorna a cercare o è finita sta storia con questi tormenti, sta chiamata? Sotto al balcone, affacciata. Senti a me, sta cosa ti piace pure a te allora? No, non è che mi No, piace. ti sei abituato, rispandicare sotto il balcone, bla bla, dici guarda. Allora, amica mia, tieni gli occhi aperti. Ti ho detto, vedi, io quando succede che vedo in televisione che ammazzano una donna, io ronco il 50%, ronco pure la femmina, non ronco solo all'uomo, perché l'uomo non deve comportarsi così e fin qua siamo d'accordo, però quando poi lo si va a isticare, non sai se chi è pazzo o è buono. Capisci? Sta tarantella ti piace pure a te. Allora, sta persona mai e poi mai lo vedrai che farà una vita normale da fidanzato con te. L'hai abituato tu in questo modo perché ti piace pure a te o in cane. Ma tu che vuoi fare? No, io mi voglio allontanare. Io ti sto dando un consiglio, attenzione, io non sono nessuno a poter giudicare, io sono una persona normalissima. Io ti sto dando un consiglio di mandarlo a quel paese, ma se proprio non ci riesci, e allora continuate a pazziare, a nascondere e gli davanti finché tutto vada bene. Ok? E dico, se io mi allontano, lui si allontana, non mi cerca. È così? Se tu ti allontani e due sti piedi in terra e dici è finito tutto, vedrai che lui prenderà provvedimento altrove. Ho capito. Sono stato chiaro? Sì, avete ragione. No, Pamborelli, io sto dando solo consigli, ripeto, io non sono nessuno a poter giudicare. Io sto qui per dare consigli validi, poi ognuno della propria vita fa quello che vuole. Quello che vuole. Assolutamente. Va bene. Vabbè, vi faccio sapere, va bene? Arrivederci. Arrivederci, ciao, grazie. Ciao. Salutiamo l'amico Francesco Magro che dice buon pomeriggio maestro, pronto per i tap su TikTok. Sì, Francesco. Allora portiamo velocemente a 10.000 cuoricini, tap e mettete il seguo. Vedete, la gente è così stupida, è così strana. Vi faccio capire il motivo. A quest'ora, se voi fate un attimo, gentilmente, se controllate un attimo, ci sono altri cartomanti, maghi, chiamatelo come volete voi. Io ho 27 persone che stanno guardando. Se andate a vedere gli altri cartari, quelli lì che fanno la donazione, quelli lì che hanno il modo di convincervi, quelli lì che vi prendono per il culo, vi dicono un sacco di stronzate, vedete che qui non trovate 27 persone in ascolto, ma ne trovate centinaia e centinaia. Per dirvi come siete strani. Siete amanti non di chi vi dice la verità e vi fa il consulto come si deve, no. Siete amanti di quelli che vi dicono quello che voi volete essere detto. Allora, se io vi direi quello che voi volete sentirvi dire, io sarei bravissimo. Io avrei qui non 27 persone, ma avrei centinaia e centinaia. Allora l'essere umano è stupido. Pronto? Ciao, buonasera. Buonasera. Avevo chiamato per sapere se potevo fare il primo passo verso una persona. Sì. E mi aveva detto che avrei ricevuto un riscontro positivo. Sì.
diciamo che tutto questo riscontro, non lo so, lo vedo un po', cioè non lo vedo così tanto positivo e non so Ma se... il riscontro positivo in te cosa intendi? Che ti devi saltare addosso? No, che... E quale sarebbe? No, voglio capire. Riscontro positivo per te quale sarebbe? Un interesse nel Allora, riscontro positivo per me sarebbe il non rifiuto. E io è come se avessi ricevuto proprio un rifiuto. Perché? Perché non ho ricevuto proprio risposte. Lui cosa ti ha risposto? Nulla. E nulla cosa, scusami, tu cosa gli hai detto? Fammi capire, parliamone un po'. Magari posso darti un consiglio. Nulla, un semplice messaggio di un saluto. Tu gli hai mandato un messaggio di saluto. Sì. Giusto? Sì. E beh, con un messaggio di saluto cosa ti aspettavi tu? Vabbè, non il visualizzato. Tu così... Ragazzi, voi non state bene col cervello. Voi non state bene con il cervello. Per me, farsi avanti vuol dire ciao, possiamo prenderci un caffè, ho bisogno di parlarti, o un semplice messaggio, ciao, buongiorno, come sta? Cioè, come funziona? Fatemi capire. Esatto, io questo ho fatto. Ciao, come stai? Sì. Giusto? Sì. E lui cosa doveva risponderti se non... Nulla non mi ha detto. E beh, cosa tu speravi che ti rispondessi? È una persona seria. Non risponde a tutte, non risponde subito a tutte. Vedrai che lo farà. O al tuo prossimo messaggio ti risponderà. Capito? Va bene. Ti abbraccio, ciao. No, io secondo me verrà il giorno che io su TikTok mi rifiuto come ho fatto con Facebook. Facebook sono scomparso con le live, quindi non perché ritengo un pubblico. Facebook l'ho definito un puttanaio, ma TikTok vedo gente strana, sento gente strana, veramente, gente che non hanno la connessione al cervello. Ma allora 345 630 81 72. Allora Francesco Magro dice: maestro, c'è un suo video su YouTube ospite alla Rai dove aveva dato dei numeri per il lotto, dopo qualche giorno sono usciti. Sì, prima si poteva giocare al lotto, Francesco, e i numeri uscivano perché era tutto un altro sistema. All'epoca non c'era internet e ancora si giocavano i numeri facendoli vedere in TV quando c'era l'estrazione. Sì, prego. Sono Agostino. Agostino, abbasso un po' il volume del telefonino, grazie. Sì. Allora, dimmi Agostino. Allora, io volevo sapere se c'è una gravidanza in corso per mia moglie. Allora, tieni presente, non sono un medico, quindi andiamo a vedere se ci sarà un'eventuale gravidanza. Sì. Quanto è nato la signora? 2979. Fermami quando vuoi, Agostino. Stop. No, le carte non mi danno alcuna gravidanza in corso. Ma ci sarà qualcosa? Sì, ci sarà, ma bisogna aspettare. Ok. Auguri.
ringrazio. Ciao Agostino, buona giornata. Allora, devi pensare, Francesca, che io nel passare degli anni, tempo che furono, ho fatto vincere tantissime persone all'otto, hanno vinto tanta gente, ma oggi ci imbrogliano loro a noi. Pronto? Pronto? Sì, prego. Niente, avevo visto che c'era... Pronto? Sì, prego, l'ascolto, prego. Salve Ernesto, niente, volevo fare 2 domande se possibile. Prego. Allora, intanto volevo sapere se è ritorno tra me, Sì. Lucy e la mia ex, le do le date di nascita, io 22 giugno 66 Sì. e la mia ex Jenny 26/5/70. Da quando vi siete allontanati? Allora, definitivamente perché lei sta con un'altra persona da una settimana, però ci siamo lasciati un anno fa. Lei lavorava come badante a casa mia e siccome la fidanzata attuale di Roma e per il suo compleanno scende, lei si è licenziata per stare con questa. Bravo. Io so che non la ama, però vediamo le carte cosa mi dicono. Allora, pensa intensamente a lei ed mi fermi quando vuole. Sì. Stop. Ok. Allora, anzitutto è una persona molto volubile. Sì. Non dà sicurezza perché quello che dice adesso non conta tra un'oretta. Sì, perché è una narcisista patologica. Sì. Come vedi, io leggo le carte, non intendo niente. Come lei vede, io lo voglio precisare a lei e a tutti, non faccio nessun giro di parole. La parola la dico diretta. Stop, perché è la verità. Chiaro? Allora, il discorso è il seguente. Questa persona non è innamorata nemmeno di se stesso. Perché con quest'altra è manovrata da quest'altra persona. C'è una manovra psicologicamente. Sì, lo so. Perché se vogliamo dirla tutto, questa persona con te ci sta una meraviglia quando non interviene nessuno a rompervi l'anima. Bravo, lo so. Ma finirà con questa secondo lei, maestro? Io devo solo dirti che esce la carta del diavolo, sta qua, quando esce questa carta qua, sta a indicare che sta persona è manovrata dalle forze oscure. Quindi per me, finché questa persona, l'altra, continua a manovrarla con le forze supreme delle scienze esoteriche, sta persona non capirà mai niente. A chi avevo avuto il sospetto, maestro, che questa persona, usasse magie esoteriche, lo so. Come vede, le sto a dire, le ho fatto un quadro delle due persone. Capito? Quindi sì. Questa persona è solo una povera vittima che non sa... È la seconda volta, maestro, È la seconda volta. Sì. Questo è tutto. Questa è la ricetta e che Dio ve la mandi bene. Io la prima volta sono intervenuta, io stavolta non ho più la forza né fisica né economica né psicologica per aiutarla.
faccia lei. Io le ho detto le cose come stanno e penso di avergli detto solo Sì, ma verità. la ringrazio, avevo già il sospetto e lei mi ha dato conferma. Ok? Tutto qua. Ok, l'altra domanda era sapere se il mio nipote Giuseppe è 28 dicembre del 90 Sì? e sua moglie Alessandra 31 agosto del 92 riusciranno a diventare genitori. Ci hanno provato in tutti i modi, ma ancora niente. Vediamo. Da quanti anni sono sposati? Sono 5 anni già. Vediamo. Allora, mi fermi quando lo desidera. Sì. Stop. Ok. Salutiamo l'amica Emma che mi segue da YouTube. Ciao Emma, buon pomeriggio. 345 630 81 72 per parlare in questa live. Allora, senta, allora, un giorno avranno un bebè, ma io penso che già hanno iniziato delle specifiche cure, controlli e così via. E quindi devono proseguire per questo percorso di terapia e così via, perché qua io vedo un problema che è più dell'uomo che della donna. Sì, hanno sbagliato un intervento di varicocele e gli hanno rallentato gli spermatozoi. Come faccio a saperlo io? Lo so, bravo. Buona giornata, auguroni. Grazie maestro, gentilissimo. Arrivederci, Grazie. arrivederci. Arrivederci. Avete capito voi tutti la differenza tra me e un cartaro che voi state valorizzando, questi quattro che si sono imparati di fare un po' le carte e fanno solo un casino con la bocca e creano solo negatività su di voi. Buon pomeriggio. Un attimo, chiedo scusa. Allora, quando chiamate a un cartomante che non sa leggere le carte, voi date la vostra data di nascita e se quella persona non sa aprire le carte, non sa farvi un'apertura di carte, sulla vostra data di nascita vanno a cadere forti energie negative. Come ve lo devo far capire? Teste di rape che siete? Pronto? Dimmi. Pronto, buon pomeriggio maestro Pio. Buon Senti, pomeriggio. una domanda. Senti, il mio ragazzo non riesce a trovare il lavoro, non so, litighiamo sempre per questo fatto. Vogliamo vedere se trova lavoro? Sì, sì. Ma se lo sta cercando il lavoro, aspetta che bussano alla porta. No, lo sta cercando. Mi dici quanti anni c'ha, che segno è il tuo ragazzo? 30 anni? Sì. No, 32 quasi e del 90, Capricorno. Ok, fermami quando lo desideri da questo momento in poi. Ok. Stop. Ok.
Allora, troverà lavoro, perché vedo che ha chiesto a più persone e una di queste lo chiamerà sicuramente, ma deve ancora aspettare. Io penso che tutto questo avverrà nel prossimo mese. Ci sarà questa chiamata, penso per la metà, per la fine del prossimo mese. Grazie mille, maestro. Senti, un'altra domanda. Lui ha un bambino di 10 anni. Sì? E non lo so, vorrei sapere perché a volte lo vediamo strano, perché non so, Sui una parte ti vuole bambini, bene. sui bambini mi dispiace, io non apro le taste. Ah, va bene, grazie mille. Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, ragazzi, quello che voi non avete capito, la vera cartomanzia è la Bibbia del mondo esoterico. È chiaro questo? Ma se voi continuate a chiamare persone, non dico che dovete chiamare a me, non me ne frega, figuratevi, sono un personaggio pubblico da 40 anni, figuratevi se mi metto a perdere tempo appresso a voi. È solo per acculturarvi e per farvi capire la vera cartomanzia, la vera apertura di carte, non il giro di parole che vi vado a tirare le parole dalla bocca, no. Il vero veggente, sensitivo, cartomante deve sapere lui cosa dicono le carte. Pronto? Sì, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi dica. Volevo farle una domanda. Prego. Dato che io ho avuto una mezza frequentazione con una mia collega barra amica, ci siamo persi per un periodo e adesso ci siamo riavvicinati. Volevo sapere se in un futuro ci poteva essere qualcosa tra di noi. Vediamo, se mi dai l'età e il segno zodiacale. Allora, io sono Salvatore della Vergine e ho 28 anni, lei Sonia dello Scorpione 35. Da questo momento in poi devi pensare a lei e fermami quando vuoi. Stop. Ok. No, le carte non mi danno nessuna apertura tra te e lei, quindi non vedo un cammino sentimentale tra te e questa persona, non ci sarà mai. Mi dispiace. Ma lei non prova proprio nulla, zero per me? No, lei ti vede come un valido amico, ti vede come un buon amico, non è che non gli piaci o roba varia. Ti ha scelto come amico dall'inizio e lei non riesce a stabilire un rapporto che va o che andasse oltre l'amicizia. Sì, perché praticamente prima era successo che c'era questa mezza frequentazione, Ci lei mi amava, però ci ha provato, ma non ci è riuscito. Capito? Ok, perfetto. Auguroni. Va Arrivederci. bene, grazie mille, arrivederci. Prego. Allora, l'amico Francesco Magro dice: maestro, la cosa è grave è che alcuni fanno le donazioni anche costose a questi imbroglioni. È vero, fanno donazioni. Qua invece senza donazioni. Pronto, mi dica. Cioè, è possibile fare una domanda? Tutto quello che vuoi, noi siamo qui apposito per dare a voi la possibilità di sapere del tutto gratuito. Sì, vorrei sapere se c'è un ritorno con questo ragazzo. Mi dici le date? Sì, allora, io Chiara 5498, lui Giovanni 171091. Da quando è andato via? Sono un po' di giorni più o meno. Vediamo. Cioè, lui
lui mi ha detto che non vuole sentirmi più, eccetera, quindi voglio sapere se sia vera o no. Allora, pensi a lui, da questo momento fermami quando vuoi. Oh. Carissimo amico mio Francesco, io quando vedo queste cose che la gente viene truffata da questi imbroglioni, non ho pietà. Non ho pietà perché lo vogliono loro. Sono amanti di chi li prende in giro. A quest'ora, se facciamo un giro su TikTok, vediamo live di cartomanzia con forte donazione, con donazioni costose pure. Boh, non lo so. Allora, ci sarà un ritorno, Gioia. Quando? Questo non te lo so dire perché le carte non mi danno il tempo, però ci sarà un ritorno, si farà ancora avanti questa persona, sì. Ma vedi un fidanzamento tra noi, non so, se vedi una storia. Allora, io vedo che lui ritornerà ed avete una storia come tutte le storie normali. Oh, l'amore si fa in due, le decisioni si prendono in due e ogni cosa si fa in due, quindi dovete decidere voi. Ok, quindi io ritorno, lo vedete. Sì, auguri. Capito Francesco? Tre 4 5 630 81 72. Siamo in una gabbia di matti, Francesco. Purtroppo è così, non ci possiamo fare niente. Pronto? Cleo? Sì. Ciao, senti, buonasera. Volevo sapere una cosa. Io ho la storia con questo ragazzo, tutto bene, però a volte lo vedo un poco freddino. Volevo vedere se potevi vedere se c'è qualche problema oppure vedi che più avanti andrà bene. Allora, mi dici quanti anni tieni tu? Che segno sei? Allora, 30 maggio 1981 io, e lui è gemelli, lui è del 22 novembre, deve fare 47 anni. Del segno? 22 novembre. Ah, ok. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Sì. Stop. No, aspetta, ancora devo prendere nessuna ok, scusa, no, che ti vedo da TikTok, quindi sì. Non riesco a guardare. Vai da adesso in poi. Sì. Stop. Ok. Non c'è nessun problema, però a volte c'è pure un amico che sta sempre in mezzo, lo porta a uscire, queste cose qua. Forse mi hai capito cosa voglio dire. Sì, vediamo subito. Allora, allora, di problemi in sé per sé io non vedo assolutamente niente. Diciamo, si lascia influenzare dagli amici, dall'amico, questo sì. Però lui ci tiene a te. Probabilmente quello che lo fa sta un po' più freddino ogni tanto è proprio questo attaccamento a te, quindi questo troppo non essere libero, capito? Questo troppo non essere più libero, quindi dagli un po' più libertà e lo facciamo sentire un po' a suo agio. Però non vedi nessun problema tra noi? No, la storia? No. Te l'avrei detto se c'era qualche problema. Sì, ti ringrazio, Cleo. Io già ti ho chiamato, sono da una tua vecchia. Grazie. Ti seguo ma saranno quando stavi sulle reti, non mi ricordo il canale. Vabbè, ho fatto tante televisioni. Mamma mia, tu forse mi vedevi su Napoli International. Può essere, io ero piccola, avevo 20 anni.
E ho fatto delle chiamate con te anche sul fatto di vedere il vestimento, tutto, mi ha indovinato tutto, posso confermare. Quando lo fai fammi sapere perché lo voglio rifare. Quale sarebbe? Aspetta, l'esperimento? Indovinassi cosa avevo addosso, che avevo una cosa sotto l'occhio. Sì, questo io lo faccio sempre. Perché mi piacerebbe rifarlo, ti dico la verità, sei stato Lo bravissimo. vuoi fare? Sì, va bene. Allora, mi sento emozionata. Diamo alla gente che ci seguono questa possibilità. Allora, stai seduta comoda? Sì. Benissimo. Sei a casa, giusto? Sì. Perfettissimo. Ok. Allora, ascoltami bene. Sì. Io conto fino a 5, tu al numero 5 chiudi gli occhi. Sì, va bene. 1, 2, 3, 4, 5. Rilassati, non pensare a niente. Sì. E adesso, da questo momento in poi, resta zitta, parlerai all'ultimo. Allora, il luogo dove tu stai seduta comodamente parlando con me, sei circondata da questi colori. Io avverto un color verde scuro con dei fiorellini, poi abbiamo un color bianco e un celeste scuro. Alla tua sinistra vedo un'immagine rappresentata da un quadro probabilmente che ti sta molto molto a cuore, è un ricordo, è un qualcosa di caro, ed vedo non molto lontano da te la presenza dell'acqua. Poi ancora sei circondata da tante franciusaglie che ti piace mettere a vista sui mobili. Il nome del tuo angelo custode è Alem, che puoi utilizzare quando ti troverai in difficoltà, momenti di difficoltà. Segni particolari che io noto in te, non vorrei sbagliarmi, ma lato sinistro del tuo ginocchio, un po' più su, un po' più giù, una piccolissima cicatrice che ti hai procurata da giovane. Ora io conto fino a 5 e tu apri gli occhi al numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora puoi parlare e mi dirai se tutto quello che ti ho detto risulta. Hai indovinato tutto. Ti giuro, Cleo. Mo mi devi dire una cosa. Tu mo... Chi ci crede a me te che non ci conosciamo? Non lo so, io parlo per me, ti dico la verità, non mi interessa l'opinione degli altri, io so quanto sei bravo, punto. Se no non ti chiamavo, la risposta è del mio ragazzo, io ti ho chiamato 5-6 mesi fa e tu mi hai detto tutto a posto ed è andato tutto bene, però ti ho richiamato, sai perché? Perché c'è questo amico che sta talmente attaccato che non lo sopporto, però è un bravo ragazzo e tu mi hai detto il fatto di essere libero, perché è vero che io lo soffoco ed è verissimo, e lui dice dammi un po' di spazio, quello che hai detto tu, ma tu non lo sapevi, non lo sapevi, che quando ti ho chiamato l'altra volta non ti ho detto questa cosa, questo sta succedendo adesso perché escono tutte le sere e mi dà fastidio e lo sto soffocando, quindi confermo quello che hai detto, che vuole libertà. Perfetto. Tutto, hai indovinato tutto, quindi posso confermare che è così, ma già l'hai fatto anni fa, quindi non avevo dubbi. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie mille, Cleo, un bacione, ciao. Ciao. Allora, l'amico Massimo dice che ci segue da YouTube, dice ogni volta che gli chiedo le mie cose ci indovina sempre. Grazie Massimo. Francesco dice ancora, alcuni maghetti dicono anche le date precise. Un attimo in linea, grazie. Date precise e quando può accadere un avvertimento, oppure dicono anche i nomi di un futuro ragazzo o ragazze
potrebbero conoscere. Secondo lei è possibile? Allora, Francesco, è possibile sapere i nomi delle persone che incontrerai o meno, ma non è da tutti. Siamo in pochi a poterlo fare, capisci? Io devo dire le cose come stanno. È possibile, ma non in 2 minuti in live. Sono sedute che vanno fatte, è possibile dirlo. Pronto? Pronto? Prego. Mi sente? Sì. Una domanda. Prego. Allora, volevo sapere, io sto agli arresti domiciliari. Sì. Volevo sapere, io ho l'udienza il 20 maggio. Sì. Volevo sapere come andrà. Vediamo. Mi dici la tua età e il segno zodiacale? Allora, ho 25 anni, 7 maggio del 97. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Ok. Mi esce la carta della felicità e il successo, quindi dal mio punto di vista andrà bene. Ok, Auguroni. grazie. Arrivederci. Tre, 4, 5, 630 81 72 per chi desidera parlare con me. Ripeto, 345 630 81 72. Per tutti quelli lì che amano farsi consulti tutti i giorni ed sono abituati ai commenti, giustamente non vedendo i commenti in questa chat, è chiaro, abbassi il volume per piacere, ma il motivo che ho disattivato i commenti è proprio per fare per dare un servizio pulito. Per dare un servizio pulito. Pronto, mi dica? Posso fare una domanda? Prego. Volevo sapere sulla vita sentimentale. Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Bilancia 40. E il tuo compagno? Toro 41. La domanda precisa che fai alle carte qual è? C'è un ritorno. Ok, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Adesso. Perfetto. Allora, nonostante che abbia fatto una nuova conoscenza, vedo che questa persona si farà, più in là si farà sentire, perché vedo la notizia, la chiamata, capito? Ma c'è un ritorno. E che ti sto a dire? Ti chiamerà per trovare un accordo tra di voi. Quindi c'è un ritorno. Come fai? Ci sarà un ritorno, esce pazzo per te, tu corri a pressa, tu pure la porta ancora si rinnoverà. Contenta? Va bene. Come una pazza, mo stai contento? Ehi? Ci sarà il ritorno, stop. Va bene, grazie. Ciao, stammi bene. Ciao. Lo so, non vi piacciono i miei consulti. Io non amo parlare troppo, non amo andarci torno, bla 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 e accontentarvi. Io amo leggere le carte, è diverso. Pronto?
Salve, buonasera. Buonasera, mi dica. Posso fare una domanda? Sicuramente. Ascolta, vorrei sapere come va con questa persona. Dammi la tua età, il tuo segno. Allora, io ho 14,87. Sì. E lui 1,2,80. Quindi la domanda qual è? Come andrà tra di voi? Perfetto, fermami quando vuoi. Allora, in questa live dico a tutti, è tutto gratuito, non dovete fare alcuna donazione. Effettuo consulti in privato, riservatamente, telefonicamente. Lì il costo è 30 euro per le persone che vogliono parlare con me e farmi più domande. Quindi mandatemi una richiesta tramite WhatsApp e vi invio il postapay. Poi ricevo anche da vicino in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in tutta Italia. Allora, ascoltami bene, io vedo alti e bassi tra di voi, sì, con incertezze, lacrime, confusione, cioè la troppa gelosia in questa coppia sta distruggendo il rapporto. Okay. Anche perché lui è una persona che o fa troppo padre padrone, capisci? Ma nell'amore ci vuole libertà, non ci vuole il padre padrone. Quindi dal mio punto di vista questo rapporto non lo vedo stabile e non vedo un futuro. Tutto qua. Ok. Auguri. Va bene. Arrivederci. Va bene, grazie. Ciao. Salve. Allora, mettete il seguo se volete che vi aiuto nel proteggervi da eventuali negatività. Quindi, mettendo il seguo, sarete protetti dalle preghiere del mio gruppo di preghiere che ogni sera alle ore 22 effettuano per tutti quanti voi. Allora, oltre a fare consulti nel privato, mi occupo anche di legamenti d'amore e ritorni d'amore. Se vedete che una vostra compagna, un vostro compagno, lo vedete un po' freddo, lo vedete che lo state per perdere, chiamatemi e vediamo come fare per attaccarlo a voi, per farlo impazzire d'amore per voi, per non farlo andare via. Pronto? Sara Maestro Cleo. Buonasera, mi dica. Salve, sono Rosa. Prego. Posso farti una domanda? Sì. Io ti ho chiamato a marzo. Devi alzare un po' la voce perché non ti capisco. Ti ho chiamato a marzo. Sì. Volevo rifarti questa domanda perché ancora, diciamo, la situazione non si è Sbloccata. Sì. Allora, volevo sapere se negativo 14 del 74 e io Rosa 27 270, non so, provo ancora qualcosa per me, mi contatterà, volevo lui a qualcun altro. Se ci sarà un riallaccio? Sì, se c'è qualcosa. Fermami quando vuoi. Allora, nonostante che in questo rapporto ci sia stata troppa morbosità e malafede, le carte mi danno la felicità e mi danno anche un probabile ritorno. Sta qua, vedi? Le due carte stanno qui, quindi non vedo una chiusura in questo rapporto, devo essere sincero.
Probabile. Sì, probabile cosa significa? Certo. Probabile ritorno, ciò vuol dire che se tu ti comporti come si deve e non me lo vai a prendere con una mazza in mano e lo vai a rompere la testa, è chiaro che lui... Ma io da 6 mesi che non lo sento, non so se dico... E mettiti da parte, non indagare su di lui, non andare a controllare su di lui, sui social, questo e quell'altro, vedrai che questa persona prima o poi si farà avanti, perché le carte non mi danno una chiusura. Mi sai dire se c'è qualcuno nel mezzo? Oppure no? Vedi, sto guardando un attimo. Qualcuno sicuramente, perché vedo la malafede di qualcuno che cerca di rompere le uova nel paniere, quindi sì. Io ti dicevo a livello di qualche donna? No, donne ne vedo tante, ma non vedo alcun sentimento, non vedo nessuna chiusura. Quindi un pensiero ancora nei miei confronti sì, ci sarà? Sì, garantito. E allora aspettiamo. Aspettiamo e attendiamo. Va bene, qualche volta ti contatto in privato. A disposizione, buona serata. Buona serata, grazie. Allora, io ogni tanto devo guardare i commenti che arrivano su YouTube, perciò mi giro ogni tanto. Allora, mettete il seguo perché è importante seguire questo mio profilo se vi fa piacere, se no non ci sono problemi, non ci sono assolutamente problemi. Se vi va fate tap tap, un minuto di tap tap tutti uniti, portiamo a questi numerini ad alzarsi, forza velocemente. Salutiamo l'amico Sergio Zaccariello con la sua compagna Paolina. Ciao, buon pomeriggio. Allora, io dico il numero di nuovo, segnatelo su un fogliettino di carte così non vi scappa dalla memoria. 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Potete chiedermi anche la veggenza perché, ripeto, come ho fatto con la persona di prima, posso farlo con chiunque. Quindi basta chiedermi, maestro Cleo, invece delle carte voglio la veggenza. Noi faremo la veggenza. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Pierluigi. Pierluigi, buon pomeriggio, prego. Pomeriggio, sempre vorrei farle una domanda. Sì. Volevo sapere se c'è un ritorno scompare, diciamo. Se c'è un ritorno della tua compagna. Da quanto tempo è andato via? Da gennaio, cioè si sente con un altro. Vediamo, mi dai la tua età e il tuo segno? 28 anni, cancro. E lei? 28 anni ed è il 15 febbraio, acquario mi sembra. Allora, da questo momento in poi devi pensare a lei, la sua immagine, e fermami quando vuoi. Va bene. Stop. Ok. È una donna insicura. Allora, vediamo un po'. No. Non vedo alcun ritorno con te, perché vedo questa persona plagiata da quest'altro. Questa persona
la plagia, la tiene sotto plagio, quindi fa tutto quello che dice lui. Non vedo, cioè, proprio come se tu fossi scomparso dalla sua mente. Quindi niente. No, mi dispiace. Ma tra loro non vedi rottura, nulla, no? Come? Tra loro non vedi rottura? No. No. Niente. Mi dispiace. Arrivederci, buona serata. Salve. Prego. Allora, 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72. Andiamo a rispondere, pronto? Buonasera. Buonasera maestro. Prego. Buon pomeriggio. Prego. Sono Francesca, chiamo da Lecce. Sì. Niente, volevo sapere se tra me e Andrea ci sarà un ritorno e se lo rivedrò. Da quando è andato via? Da un mesetto su per giù. Allora, gentilmente mi dici la tua età, che segno sei? Sì, allora, io sono della Vergine e ho quasi 43 anni. Sono nata il 27 agosto del 79. E lui? Lui 45, 44, più o meno quasi 45, ed è nato il 1° dicembre del 77. Ok, perfetto. Pensi a lui, fermami quando vuoi, da questo momento in poi. Stop. Allora io lo dico a tutti voi di nuovo, per coloro che vogliono salvare un rapporto, contattatemi in privato, perché io effettuo anche legamenti e ritorni d'amore impossibili, ok? Allora, vediamo qua, solitudine, agiatezza. Gioia mia, ascoltami bene. Allora, io vedo una terza persona che ha ostacolato questo vostro rapporto. È la compagna. È vero o sto a dire bugie? Verissimo, però lui almeno a me ha detto che è una situazione un po' difficile, per questo ha voluto un po' stoppare. No, perché allora c'è stato... è una situazione molto molto ingarbugliata. Ti faccio capire subito. Allora, questa persona ci tiene a te. Però non so, o meglio lo saprei anche, il motivo che non si può distaccare o allontanare da quest'altra. Per la bambina, perché è una bimba piccola che fra poco farà anche 3 anni ed è tutta la sua vita. Sì, ecco qua. E allora che succede? Che è in totale confusione. Poi non dimenticarti che questa è una che gira anche tra maghe e maghetti. Lei? Sì. Gesù. Ed ecco che a lui tu non puoi negarlo, perché la verità, gli ultimi periodi tu questa persona l'hai visto imbabbuliato come uno scemonito. Sinceramente mi ha detto delle cose, perché noi ci siamo conosciuti da pochissimo, Mm-hmm. delle cose troppo legate, come se stessimo da tanto, fin tanto che lui mi disse mi riaccompagno a casa, mi disse ci vediamo giovedì, poi è sparito e mi ha scritto non posso più, mi ha bloccato, poi mi ha risbloccato dicendomi che la moglie l'aveva scoperto. Vedi? Per il momento rimaniamo così, adesso sto sbloccata. Vedi? Però mi legge ma non mi risponde. Non è lui, è una persona pilotato. Capito? È manovrato da lei. Capito? Questa è la situation. Ma lui ritornerà? Lui, anche se vorrebbe ritornare, non può, perché è sotto controllo della compagna, sia umanamente parlando, sia esotericamente parlando. Quindi non torna. Tutto qua. Va bene.
Grazie, è stato gentilissimo. Buona serata. Buona serata. Ricordatevi che la magia esiste da che mondo è mondo. Esiste il male, esiste il bene, esiste Dio nostro Signore Gesù Cristo, esiste il diavolo. Quindi se esiste Dio, esiste il diavolo, esiste il bene, esiste il male. La magia esiste, esistono rituali religiosi, esistono rituali che riguardano le scienze esoteriche. Quindi non è che possiamo credere solo a quello che ci fa piacere credere. Bisogna credere la A e la B, non solo la A, perché se si crede solo a una cosa sola, si è vigliacchi, è la paura di peccare, è la paura che ti fa credere una sola cosa e non sei te stesso, sei plagiata o sei plagiato e non sei normale. Pronto? Sono Fortuna da Napoli, da Piazza Mercato. Buonasera Fortuna, dimmi. Io lo sapete già che avrò vittoria, però signor maestro sto cercando lavoro, sono sfortunato con il lavoro, tengo fatto che devo avere la vittoria, voi me la vedete, e sono sfortunata anche in amore. Volevo sapere, io tengo un uomo qua straniero, no? Si chiama Zacca. E lui è divorziato, se ci sarà un uomo nella mia vita che mi possa aiutare, lui è straniero, mi dà 100 euro al mese, ma non ci sarà niente per me e per lui, avrò un uomo che farà il mio cammino, ma anche amichevolmente, non lo so, sono sfortunato. Allora, dammi la tua data di nascita. Io vi sto seguendo, amore mio, tesoro mio, siete la mia vita, siete un grande e non vedo l'ora che viene settembre, venite al bar dove lavora mio figlio il pasticcere, vi prenderò una bella pastiera, quello grazie, però Fortuna. Vi giuro che voi devo avere l'onore che voi venite a casa mia e che mi siete in grande. Quanta? Allora, tutto il pubblico. Dammi, signor maestro Cleo, io sono sfortunata in amore. Dammi la tua data di nascita, Fortuna. 10-2-64. Ok. Attentamente. Un attimo solo. Sì. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Sì. Fermo. Ok, andiamo a controllare se nella tua vita incontrerai una persona finalmente che ti dà la felicità. Ho incontrato uno straniero, mi ha tolto la vita, poi parliamo da vicino, ho una prova il 7 luglio. Va bene, vediamo subito, un attimo solo. Allora, Fortuna, stammi a sentire. Sì. Ascoltami e non parlare. Allora, certo. Tu avrai fortuna sentimentale, incontrerai la persona giusta, ideale per te, dici, ma la persona che fa per te, la incontrerai, ma devi aspettare, quest'anno qua ha cominciato Stuart a definire Stuart. L'anno nuovo per te sarà un anno molto positivo anche a carattere sentimentale. Incontrerai la persona ideale. Grazie, va bene? Poi il 7 luglio a riguardo della causa la vincerò, l'andrà tutto bene, non ti preoccupare. Poi ti ho promesso che a settembre ci vediamo da vicino e ti vengo a stringere la mano, va bene? A casa mia andiamo al bar, va dove bene. Siete un grande, vi sto seguendo. Grazie, buonasera. Mi avete dato la vita e non la morte, stavo scendo pazzo. Grazie addirittura, ciao, buonasera. Maestro, un abbraccio, vi seguo sempre. Ciao, poi ci vediamo i primi di settembre. Va bene. Ringraziamo l'amica Fortuna da Napoli. Ciao Fortuna. Siamo le fate, non accetto video live, grazie gentilissime. Siamo le fate. 345 630 8172.
E allora, per tutti quelli che vogliono contattarmi in privato, lo possono fare. In privato io effettuo consulti dove potete farmi più domande. Quindi il consulto in privato ha un costo di 30 euro. È una pizza e una birra. Però io mi dedico a voi tutto il tempo che c'è da dedicarmi. Tutto qua. Mentre per coloro che vogliono avvicinare a loro l'innamorato, o magari il vostro uomo è andato via con un'altra donna e volete recuperarlo, oppure vostro marito lo vedete un po' strano, un po' freddo, assente, e avete paura che vi lasci, che vada via con qualche donnaccia, allora contattatemi, perché io effettuo ritorni e legamenti d'amore. È chiaro? Quindi se vi fa piacere, mi chiamate, mi raccontate la vostra storia e io dico vi dirò cosa posso fare per voi. Va bene? Questo è il tutto per quanto riguarda il mio cammino. Mentre vi ricordo che è importante mettere il seguo a questo profilo, perché punto 1, quando io sarò di nuovo in live, voi riceverete la notifica che vi dice il maestro Cleo è in live in questo momento, quindi in questo modo non vi perderete nessuna mia live. Punto 2, sarete protetti spiritualmente ed protetti dal male, nel senso che avete un senso come una protezione, perché ogni sera il mio gruppo di preghiera, perché io faccio parte di un gruppo di preghiera dal 1995 che si chiama Teofilantropia, credere nell'esistenza di Dio e nell'immortalità dell'anima. Uno di questi giorni vi farò vedere lo statuto, che ce l'ho nell'archivio, poi qualche giorno ve lo faccio vedere. Quindi ogni sera alle ore 22 questo gruppo di preghiera effettua preghiere di aiuto, oltre per quelli che lo richiedono, ma per tutti quelli che fanno parte di questo profilo, per tutti i follower. Chiaro? Pregare, ripeto, non ci vuole una laurea. Pregare non ci vuole un documento e non ci vuole nessuna licenza, perché pregare lo possono fare tutti. Pregare è libertà assoluta. Chi lo vuol fare lo faccia, chi non lo vuol fare non lo fa. Una cosa è certa, che pregare liberamente è una cosa, pregare perché si è plagiati da un qualcuno è un'altra. La libertà assoluta è quella che ti vede dall'anima, dal cuore, sentire bisogno di una preghiera qualsiasi. È chiaro? Questo è il mio modo di farvi capire che esiste il bene, esiste il male, lo ripeto, non mi stancherò mai di fermare di dire queste cose. Esiste il bene, esiste il male. Esistono le energie positive e le energie negative. In tutto e per tutto. Allora, linee libere 345 630 81 72, prendiamo un'ultima telefonata e vediamo chi sarà a chiamarci con l'ultima telefonata. Ogni giorno dalle ore 15:30 alle 16:45 in questa live, dove non accetto donazioni. Ma se proprio volete fare le vostre donazioni, col dito fate così,
andate a vedere altre live dove vi fanno fare le donazioni, e voi siete contenti come una Pasqua. Qua io non accetto donazioni, 2 motivi: o perché sono troppo scemo o perché sono troppo professionale. Date voi un giudizio. 345 630 81 72 per parlare con me. Ultima telefonata, vediamo chi la fa, se no ci salutiamo in attesa dell'ultima chiamata. Allora. Ultima chiamata, vediamo. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei, prego. Sto chiamando, sono Massimo, ho chiesto il numero di telefono un paio di giorni fa. Sì, dimmi. E mi avete mandato poi questo numero. Allora, dov'è che vi trovate di preciso? Ah, ecco, tu chiami per quanto riguarda il negozio, la enoteca, la cantina? No, io no, perché avete messo in... Sì, allora... Sai carta e penna per scrivere l'indirizzo? No, mi dite, perché io sono pratico. Ah, ok. Allora, arrivi a Santa Maria Vico, dove sta l'abbigliamento Boccia. Vicino a Boccia, grandi abbigliamento Boccia, trovi enoteca la cantina. No, ma quello che volevo, non so se voi avete messo in mente dei formaggi, mi sembra, no? Sì. Avete la vostra produzione? Sì. Mi potresti chiamare tra 10 minuti? Sì, ti chiamo dopo, dai. Grazie. Allora, dovete sapere che mio figlio gestisco un po' l'attività commerciale di mio figlio e a volte ci sono clienti che chiedono informazioni in merito, perché mio figlio ha un'enoteca dove vendiamo vini del Beneventano, solo vini locali di Benevento, e formaggio di pecora di pecorai che fanno parte della nostra zona originale al 100%. Abbiamo fatto un po' di pubblicità. Bene. Allora, amici miei, l'ultima telefonata, vediamo chi la fa, e se no chiudiamo qua e ci salutiamo qua. Va bene? Bene così. Vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora, alle ore 15:30, per chi desidera parlare con me. Non è un obbligo parlare con me, solo chi ha fede e fiducia in me. Tutto il resto non mi interessate. Vediamo, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Vorrei sapere un po' su di me. Cosa volevi sapere? Come andrà a finire il mio futuro? Vabbè, ciao, va a giocare con le babboline, eh? Ok, ciao a tutti, vi saluto, salutiamo il mondo di YouTube, ciao Francesco, ciao a tutti voi, a risentirci a domani, ecco qua.